L'Italia è onorata di ospitare la 25esima edizione dei Giochi Olimpici Invernali. Sono lieto di potermi rivolgere a coloro che curano la dimensione sportiva della vita internazionale, quella che rappresenta valori di collaborazione e promuove eventi globali di incontri all'insegna della lealtà nelle relazioni tra popoli e persone. Ne risulta testimoniata l'unicità della famiglia umana e fa sorgere l'auspicio che i valori olimpici divengano ispirazione concreta nella vita internazionale e vengano praticati e non soltanto ammirati. Come è noto, l'Assemblea Generale dell'ONU, approvando la tregua olimpica, ha esortato i Paesi membri a cooperare con il Comitato Olimpico Internazionale e con il Comitato Internazionale Paralimpico per promuovere la pace e la comprensione umana, il dialogo, la tolleranza, la riconciliazione. E questo il significato del motto olimpico: Citius, Altius, Fortius, Communiter. Più veloce, più alto, più forte, insieme. L'Italia rivolge un benvenuto caloroso agli atleti e agli atleti provenienti da tanti paesi, con la più ampia partecipazione femminile di sempre. Lo sport è espressione di libertà, la libertà di misurarsi con se stessi, di mettersi alla prova, di confrontarsi con gli altri sulla base di valori e di regole condivise. Una grande lezione per tutti. A tutte le atlete e gli atleti rivolgiamo l'augurio di eccellere nei Giochi Olimpici. Benvenuti in Italia. E allora buongiorno e ben ritrovati con la nostra prima edizione, copertina di Simone Merlo, dedicata alla fine dell'attesa, perché davvero l'attesa è finita e questa sera ci sarà la cerimonia di inaugurazione ufficiale delle Olimpiadi, dei Giochi Olimpici Invernali 2026 Milano-Cortina, e quindi inizia questa avventura attesa da 7 anni, che appunto ha portato in questi 7 anni a una corsa per riuscire ad arrivare pronti in tempo, una corsa anche costellata, come sappiamo, da polemiche, ma oggi è davvero il giorno della festa, mentre da qualche giorno ormai sono iniziate anche le gare di qualificazione, e questa sera diciamo che tutti gli occhi sono puntati verso Milano, perché a San Siro ci sarà la cerimonia di inaugurazione più, diciamo, partecipata anche a livello internazionale. Non ci sarà solo il capo dello Stato Mattarella, che come avete sentito ieri ha improntato il suo discorso sui valori olimpici, sulla tregua olimpica, in riferimento a quanto accade ovviamente nel mondo intero, ma c'è lo spettacolo di San Siro, che vedrà anche un pezzetto di Veneto, perché c'è lo spettacolo ideato dal veneziano Marco Balic e dal veneziano Damiano Micheletto, che apre, diciamo, la kermesse. Poi ci sarà Mariah Carey, Laura Pausini che intonerà l'inno di Mameli, Andrea Bocelli, Gali, come sapete in questi giorni anche le polemiche. Ci saranno gli attori Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis, Sabrina Impacciatore, insomma tantissimi gli ospiti a Milano, e in contemporanea ci sarà poi l'avventura anche l'inaugurazione a Cortina d'Ampezzo, dove peraltro dovrebbe esserci anche davvero un ruolo di protagonista, almeno così era stato annunciato, il bimbo di 11 anni, lo ricorderete, Riccardo, protagonista di quella disavventura con l'autobus, che è stato invitato ufficialmente alla cerimonia a Cortina. Quindi questa sera ci sarà il grande inizio di questa avventura, che però vede in queste ore, nonostante il richiamo di Mattarella
sulle questioni internazionali. Vede, ed è notizia di poco fa, una nuova ondata di attacchi degli hacker filorussi no name diretti a colpire siti collegati alle Olimpiadi di Milano Cortina. Nel mirino tra gli altri il sito dell'evento, ma anche quelli di comitati olimpici e squadre di altre nazioni. Si tratta sempre di attacchi che mirano a bloccare i siti inondandole di richieste di accesso. Anche Anonymous ha avviato una campagna offensiva cibernetica contro l'evento. Tra i target che stanno subendo disservizi in questo momento i portali dei comitati olimpici di Austria e Finlandia, della squadra nazionale tedesca e di un ristorante di Cortina d'Ampezzo. La maggioranza dei siti colpiti non ha invece subito disagi particolari, ma insomma è un elemento che abbiamo già raccontato in questi giorni e che continua ad esserci per quanto riguarda sia Milano che Cortina per i Giochi Olimpici. A proposito dei Giochi Olimpici c'è anche diciamo un volto diverso che riguarda le Olimpiadi, che riguarda la sanità, riguarda un container, o meglio riguarda un laboratorio itinerante che guarda a Cortina d'Ampezzo ma non solo, e che è stato presentato poco fa a Piazzale Roma a Venezia con l'assessore regionale alla sanità Gerosa, che vedo insieme a Edi Kaliman in diretta. Buongiorno Edi. Nicola, buongiorno a te e ai telespettatori. Siamo in compagnia dell'assessore Gerosa, assessore alla sanità, che questa mattina era qui a Venezia. Siamo in Piazzale Roma, in realtà già all'interno del container, anche perché la giornata non è delle migliori per queste inaugurazioni. Assessore, ci ridiamo su, ma ci siamo presi parecchia pioggia, diciamo così. Assessore, è un container importante, itinerante, toccherà tantissime città e passerà per Verona e anche Belluno. Ma che cosa rappresenta? Perché è un container dedicato alla prevenzione. Intanto buongiorno. Buongiorno a voi, è un messaggio molto forte indirizzato ai cittadini sul valore della prevenzione, perché se da una parte, ce lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la prevenzione è fondamentale per un successful aging, per un invecchiamento di successo, la prevenzione è importante per garantire salute ai nostri cittadini, e questo ha un'ulteriore valenza, perché un cittadino in salute naturalmente determina una miglior sostenibilità di un sistema sanitario universalistico qual è il nostro. Quali sono i dati che ci arrivano anche in termini di prevenzione? Siamo nell'ultima area, sono 3 aree quelle che si attraversano in questo container, l'ultima è dedicata alla prevenzione dei tumori del melanoma. Questo è importante perché il melanoma naturalmente si può fare un'abbondante prevenzione sul melanoma, e quindi l'utilizzo ad esempio delle creme solari. Se questo è patrimonio comune per il cittadino che va al mare, magari lo dimentica quando va in montagna, e in montagna naturalmente il rischio non viene azzerato, anzi tutt'altro, e quindi fare prevenzione vuol dire avere un cittadino che non è solamente informato, ma è un cittadino consapevole, che quindi le informazioni e i dati che gli abbiamo forniti li ha introitati e li ha ben compresi. Anche perché i dati ci dicono che sono in aumento questa tipologia di tumori. Esatto, ma con la prevenzione, con gli screening antitumorali in cui Regione Veneto si spende in maniera importante, siamo ai primi posti a livello nazionale per quanto riguarda l'adesione a diversi screening oncologici, ma quest'anno vogliamo fare di più, quindi incrementare ulteriormente screening oncologici e per patologie cardiovascolari. Motivo per cui questo container, in un contesto così attenzionato anche dai media come le Olimpiadi, è importante portare questo messaggio. Assolutamente, è importante perché questa tra l'altro è una collaborazione anche con il QAM di Dondante, e vuole veicolare anche un messaggio che è un viaggio non solamente all'interno della prevenzione per un sistema sanitario regionale quale il nostro, ma è un viaggio anche verso gli altri, quelli meno fortunati, l'Africa, sulla quale il QAM si spende tantissimo, e quindi veicola anche un messaggio di valenza etica molto forte. Assessore, la ringrazio. Nicola, da Piazzale Roma, da dove partirà questo container dedicato alla prevenzione verso le Olimpiadi, è tutto. Grazie a Edi Kaliman, grazie all'assessore Gino Gerosa. Siamo sempre in ambito di Olimpiadi, perché mentre gli occhi del mondo sono rivolti alle sedi delle gare, a Cortina le Fiamme Gialle hanno portato a termine un'importante operazione di contrasto all'evasione dell'IMU, risultante nella identificazione di 30 persone fisiche falsamente residenti nella conca ampezzana. I soggetti, pur non risiedendo stabilmente a Cortina, avevano indebitamente usufruito dell'esenzione fiscale prevista per l'abitazione principale. I finanzieri hanno quindi proceduto a segnalare agli uffici comunali i nominativi degli evasori per il recupero del credito quantificato in 550.000 euro, importo che una volta recuperato rappresenterà una importante risorsa a disposizione dell'amministrazione del comune ampezzano.
Lasciamo Cortina, abbiamo visto le tante facce di Cortina con la festa ma anche con gli attacchi hacker e anche questa operazione della Guardia di Finanza. Andiamo nel Vicentino, ma è una storia una terribile storia di cronaca nera che riguarda anche Siena, il caso di una pensionata di Siena rapinata e uccisa in casa oltre un anno fa. Bene, i carabinieri dopo un anno di indagine hanno arrestato 2 donne ritenute responsabili di questo omicidio e una di queste donne risiede ad Altavilla Vicentina. I carabinieri toscani hanno bussato al mattino presto all'abitazione di Erika Cuscella ad Altavilla Vicentina. La donna 25enne, originaria di Taranto ma residente da anni in città, è stata arrestata e prelevata con l'accusa di omicidio. Assieme a lei è arrestata una 37enne di Siena, parente della vittima, Franca Genovini, di 85 anni, trovata morta nel suo appartamento di Castellina in Chianti, in Toscana, il 7 agosto del 2024. Le 2 donne erano subito finite nel registro degli indagati disposto dagli inquirenti per fare luce sul movente che appariva inizialmente un mistero. I gravi indizi di colpevolezza sarebbero poi emersi attraverso l'analisi delle immagini di videosorveglianza, dove le donne sarebbero comparse in un negozio di compraoro mentre vendevano parte dei gioielli che erano spariti dall'abitazione della pensionata che viveva da sola. Oltre all'accusa di omicidio in concorso aggravato, le 2 indagate dovranno rispondere di rapina pluriaggravata per la sottrazione di oltre 6.000 euro di preziosi, dell'appropriazione di circa 3.000 euro in contanti con l'uso indebito di un bancomat in alcuni uffici postali veneti e della sparizione di altri beni. Torniamo a parlare di razzie in casa, restiamo nel Vicentino con Vanessa Banzato da Tezze sul Brenta. Vanessa, che cosa ci racconti? Ci racconti di un'altra serata, un'altra nottata difficile? Buongiorno a te Nicola, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Una serata decisamente difficile per i residenti di Via Adige, a Campagnari di Tezze sul Brenta, ma anche di altre vie parallele a questa. Con me 2 delle vittime, 2 delle persone residenti nelle case che sono state appunto svaligiate dai ladri, Domenico Oliveto e Davide Pasinato. Io comincerei subito dal signor Oliveto perché davvero ieri è stata una serata tremenda per lei. Ci racconta cosa è successo? Da incubo, stavo mangiando in cucina giù da basso, a un tratto ho sentito un strano rumore, sono salito alle scale e ho trovato la porta chiusa all'interno. Ho detto Madonna, i ladri, cosa fai? Sono andato giù, ho preso un coltello e ho fatto tutto il giro della casa, acceso tutte le luci, ma i ladri nel frattempo sono scappati e non ho potuto fare altro, ma siamo in condizioni di fare i guardiani a casa nostra dopo una vita di lavoro, di sacrifici, e bisogna fare i guardiani, ripeto, a casa nostra. Lei li ha inseguiti tra l'altro? No, nel secondo giro poi sono venuto 2 volte, sono tornati dopo mezz'ora, 3/4 d'ora, Davide. Sì. Esatto, e li abbiamo visti dentro su un giardino, quello di fronte a casa mia. Abbiamo detto guarda dove sono, e li abbiamo come inseguiti. E dopo uno dei ladri mi ha detto andate via, andate via. I ladri vi hanno gridato ad andare via? Andare via, a casa nostra. Mi dicono andare via. E allora uno dei miei amici è scappato. Io e un altro siamo andati incontro, lui è saltato fuori dal giardino, è venuto contro di noi con un bastone e ci ha fatto scappare noi altri. Sì. Si pensi a casa nostra, fanno scappare, sta gente qua arrivano, comandano loro, non si può più salvare. Ma vi hanno tirato dietro anche qualcosa? Un bastone e sassi che c'erano per terra e hanno preso anche la macchina del mio amico, assassate. Addirittura nella via di qua, che c'erano le telecamere che tiravano giù, che hanno fatto vedere, e il padrone della casa ha detto andate via che stiamo registrando tutto quanto. Da terra ha tirato sassi alla casa, nella finestra del signore e anche alla telecamera. Da lei cosa è successo? Beh, la prima volta che sono venuti a me io non c'erano solo i miei genitori e sono entrati dalla mia stanza e sono andati direttamente nella stanza dei miei genitori e non sono stati dentro tantissimo, hanno rubato via dell'oro e dopo sono andati via e io sono venuto a casa, ho mangiato tranquillamente e mia madre mi ha chiamato da
dalla camera, mi ha detto sono qua un'altra volta, e sono salito e li abbiamo visti sul piazzale che stavano scappando, dopo sono andati dalla casa del nostro vicino. Ma quindi da voi sono venuti 2 volte? Secondo me stavano scappando e sono passati per bisogno da noi, e sul bello che siamo usciti tutti quanti, che avevamo trovato anche i carabinieri, io li ho trovati di lato a una ventina di metri, ho provato a correrli dietro, però hanno saltato la recinzione e dopo sono spostati sul campo dei pannelli e non sono più riuscito a vederli. Acrobati? Abbastanza, anche perché comunque correvano veloci. Certo è, signor Domenico, che c'è tanta rabbia, c'è tanta paura. Lei dice io mangio sempre con cosa? Col coltello come arma di difesa, perché qua non si può più andare avanti, bisogna che cominciamo a arrangiarsi da soli. Dobbiamo iniziare a arrangiarsi da soli, perché qua inutile controllo di vicinato. Ieri sera a mezzanotte qua c'erano 4 pattuglie di carabinieri, uno della polizia e uno del vigilante, e tutta la via da in cima in fondo eravamo fuori. A mezzanotte 11:30 non si può andare avanti così, è una cosa tremenda. Cosa hanno portato via da voi? Dei gioielli dell'oro, tanto che io avevo anche dell'oro, dei gioielli in vista sulla mia camera, e non hanno toccato neanche la mia camera, sono andati diretti in stanza dei miei genitori, sono chiusi dentro, e mio padre aveva anche il portafoglio lì in vista, non ha neanche toccato né il portafoglio niente, loro sono andati direttamente nel cassetto dei gioielli da mia madre e gli hanno portato via un po' di roba, ma per fortuna non ci ha fatto male nessuno. Da lei invece? Anche da me hanno portato via dell'oro, delle catenine, degli anelli della moglie, e adesso sto controllando tutto quanto in giro, perché sono entrati, c'era il macello, tutto per aria. Insomma, Nicola, hai sentito, sono davvero esasperate le persone, in questo caso specifico, che si trovano appunto ad abitare a Campagnari di Tezze sul Brenta, non si sa più cosa fare, dicono non siamo più sicuri nemmeno a casa nostra. Per il momento da Tezze sul Brenta è tutto, Nicola ti ricedo la linea. Grazie a Vanessa Banzato. E ieri è stata arrestata alle prime luci dell'alba una 54enne di Bassano ritenuta coinvolta nella rapina pluriaggravata avvenuta lo scorso 20 settembre in un negozio con vicino l'abitazione a Marsandi Marostica. L'abbraccio tra madre e figlio alla notizia dell'arresto della 54enne che con 2 complici avrebbe agito quella terribile notte. Un abbraccio che scioglie almeno in parte la tensione di questi mesi, la paura vissuta nelle 2 ore in cui Laura Mercante e il figlio Francesco sono rimasti nelle mani dei rapinatori. Siamo a Marsandi Marostica, alle mie spalle il negozio di alimentari e panificio teatro lo scorso 20 settembre di una brutale e violentissima rapina. Laura Mercante, dopo l'aggressione, era stata ricoverata all'ospedale in condizioni serie. Ora, per la prima volta, accetta di raccontare quello che hanno vissuto, la violenza, le percosse subite, quell'incubo che sembrava senza fine. Era a letto, mi si presenta uno con una spicetta qua, prenda su gli occhi fuori. E vogliamo soldi? E pum, ma soldi, come posso darti se ti metti a battere? No, non posso darti soldi se ti mi vuoi copare. I malviventi erano riusciti ad impossessarsi di 60.000 euro in contanti, i risparmi, frutto di tanto lavoro, spariti, a rimanere invece le ferite del corpo e dell'anima, il terrore che ti resta dentro, impossibile per l'anziana donna pensare al perdono. Sera avevo una testa così e dai botti che avevo, mi era tutto sulla testa, io non mi più basta. Sentivo di mancare, però mi va a salvarmi solo. No, che non dico mia che perdono, mi dico solo non vederli, che non arrivino qua ancora, ma no, perdono, la voglia. L'arresto della 54enne è scattato alle prime luci dell'alba. A tradirla la targa dell'auto ripresa dalle telecamere del sistema di videosorveglianza della zona. I carabinieri hanno dato esecuzione all'ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Vicenza. Ora è ai domiciliari con braccialetto elettronico, ma le indagini non sono chiuse, proseguono per arrivare ad identificare gli altri componenti della banda. Una domanda solo, perché tanta cattiveria?
La domanda della vittima e poi invece nel Trevigiano sventa un possibile furto ma viene colpito alla testa da un ladro in fuga. Il vigilante privato ha riportato un taglio sulla fronte, medicato in ospedale e poi tornato al lavoro. Solamente sentito un puntino come una puntura di ape, io nemmeno avevo immaginato di sanguinare. Se ne è accorto il collega quando è arrivato, che ha detto: Marco, guarda che stai sanguinando, e poi abbiamo constatato che aveva un taglio. Colpito alla testa, probabilmente con un pezzo appuntito di ceramica dura, solitamente utilizzata per mandare in frantumi i vetri. Il ladro si è accorto dell'auto della guardia giurata Marco De Santis ed ha reagito colpendolo, poi è fuggito. Potrebbero essere 3 i malviventi che hanno fatto irruzione nel giardino di un'abitazione privata, ma sono stati scoperti da un particolare che non è passato inosservato al vigilante. Io dal primo controllo alla proprietà che noi vigiliamo mi sono accorto subito che delle telecamere non stavano rivolte verso l'abitazione, ma erano rivolte verso il giù praticamente, quindi ho capito subito che qualcosa non andava. Ecco, ho fatto la foto e l'ho inviata alla mia centrale operativa. È bastato poco alla centrale per capire che all'interno del giardino c'erano 2 individui. Mi sono accorta che ci sono passate queste 2 persone, questi 2 individui travisati, ok? Hanno scavalcato il cancello e da lì si sono arrampicati per spostare queste 2 telecamere, per prepararsi sicuramente, come per esperienza, alla via di fuga quando sarebbero entrati, per poter poi fuggire tranquillamente senza essere visti. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri di Montebelluna, che hanno raggiunto il posto. Nell'abitazione presa di mira dai ladri c'era il proprietario. Gli ho detto: mi raccomando, non si muova assolutamente, è più importante la propria vita. Ed è proprio pochi istanti dopo che Marco De Santis è stato colpito da un terzo componente della banda. Portato in ospedale, è stato medicato e dimesso ed è già tornato al lavoro. Anzi, stanotte sono andato proprio là di nuovo, come sono cominciato il torno al lavoro, sono andato là di nuovo per vedere se possibilmente sti balordi vengono presi una volta per tutte. Le indagini ora dei carabinieri per dare un volto ai ladri, al vaglio le immagini delle telecamere della zona, un lavoro questo che ogni giorno diventa sempre più complicato. Ci sono diverse squadre che vengono anche da fuori, quindi per noi diventa problematico fronteggiare tutto. Ecco, sapere che poi un suo uomo è stato ferito, che cosa ha pensato subito? Subito ho pensato all'uomo, in quanto una volta che mi hanno rassicurato che era stato lievemente ferito, ci hanno un po' rassicurati e abbiamo prontamente mandato un nostro collega al pronto soccorso per verificare che era esattamente così, e poi abbiamo proceduto con il continuare il servizio. Bande diverse, pericolose, impavide e pronte a tutto. I carabinieri di Mestre hanno aperto un'indagine per identificare gli uomini che martedì sera sono fuggiti a bordo di una Lotus bianca dopo essere stati avvicinati da una pattuglia nel parcheggio dell'ipermercato Lando di Mira. Queste sono le immagini delle telecamere di una stazione di servizio. Da quel primo contatto di fronte al centro commerciale avevano preso avvio l'inseguimento lungo tutta la Romea quasi fino a Chioggia. È un inseguimento che aveva poi portato a un incidente che era quasi costato la vita a un 31enne residente a Dolo, perché la sua Fiat Punto bianca si era accostata così tanto da finire da precipitare in un fossato proprio per evitare l'impatto con l'auto, vedete, che sfreccia come un missile in questo video e che poco dopo viene raggiunta e inseguita dall'auto dei carabinieri. Allora la criminalità che si intreccia con la sicurezza sulle strade, e intanto a Fontaniva nell'Alta Padovana torna in azione uno dei tanti epigoni di Fleximen, con un Velox che è stato tagliato lungo la strada regionale Postumia, dove si trova per noi Chiara Gaiani insieme a Cristian Roque Allende. Buongiorno Chiara, cosa è successo? Nicola, buongiorno ai telespettatori. Con il collega ci troviamo lungo questa arteria trafficatissima che collega Vicenza alle mie spalle a Treviso. Qui è entrato di nuovo in azione Fleximen nella notte tra il 3 e il 4 febbraio. Il Velox preso di mira è quello che vedete alle mie spalle, resta solo un lungo tubo. È entrata in azione Fleximen, o forse più persone, perché ci raccontano che
che si trattava insomma di un Velox piuttosto robusto e quindi non è bastato un flessibile, ma si sono utilizzati probabilmente degli strumenti, degli attrezzi più professionali ad accorgersi del fatto che non funzionava la centrale operativa della polizia locale, ma anche alcuni automobilisti che avevano segnalato la cosa. La centrale ha notato che non arrivava il segnale del Velox ed è stata inviata una pattuglia dei carabinieri che ha fatto un controllo. Su questo ennesimo colpo nell'Alta Padovana è stata fatta una segnalazione da parte dei carabinieri della compagnia di Cittadella alla procura di Padova che indaga. Noi stiamo cercando di raggiungere il sindaco di Fontaniva e anche di sentire alcune persone. Questa è un'arteria lungo la quale ci sono i 70 km orari come limite massimo di velocità per il numero di veicoli enorme e imponente che la attraversa ogni giorno. Lungo questa stessa arteria già Fleximan era entrato in azione più volte. Marzo 2024 un'esplosione, anche a maggio dello scorso anno. Ecco, su quante azioni ci sono state di Fleximan in questo territorio, nell'Alta Padovana, abbiamo preparato un servizio. Io vi lascerei proprio a questo servizio. Ringrazio Cristian Roque Allende per la collaborazione tecnica, poi la linea può tornare allo studio. Numerosi fascicoli aperti dalle procure venete, ma per ora Fleximan è rimasto nascosto nel mistero. Solo tra maggio 2023 e gennaio 2024 una quindicina di colpi in tutto il Veneto, con la provincia di Padova che da quel punto in poi inizia a registrarne un numero importante. Nella notte tra il 19 e il 20 gennaio 2024 il misterioso giustiziere dei rilevatori di velocità colpisce a Carceri lungo la regionale 10, poi nel mirino entra l'Alta Padovana con il Velox segato alla base lungo la provinciale 46 Brentana in via Piovego a Villa del Conte. 2 mesi dopo il colpo a Campagnalta di San Martino di Lupari. Qui il dispositivo di controllo della velocità posizionato lungo la strada regionale 53 Postumia viene fatto esplodere. A maggio 2025 vengono resi inutilizzabili e assassate 2 Velox sempre lungo la Postumia ma a San Pietro in Gu, e si arriva al colpo messo a segno a Fontaniva, ancora una volta lungo la trafficata strada regionale che da Vicenza porta a Treviso. La Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato beni e valori per un importo di oltre 8 milioni di euro a carico di 57 imprenditori tessili di origine asiatica in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Emilia, Romagna, Toscana, Lazio, Campania e Calabria, nell'ambito di un'indagine su una false fatturazioni per oltre 26 milioni di euro. Le indagini del secondo nucleo operativo metropolitano di Mestre, coordinate dalla Procura del Capoluogo, hanno svelato l'esistenza tra le province di Venezia, Treviso e Padova di una organizzazione specializzata nella sistemica emissione di migliaia di fatture false a favore di oltre 50 imprese sparse su tutto il territorio nazionale, spesso con l'uso di prestanome. E sono 5 invece le auto che ieri sera sono tamponate lungo la tangenziale nord di Padova, 4 le persone rimaste ferite. 5 veicoli, uno dietro l'altro, e 4 persone ferite è il bilancio del maxi tamponamento avvenuto ieri sera lungo corso 13 giugno, tangenziale nord di Padova, all'altezza dello svincolo di Pontevigo d'Arzere. Erano circa le 21:30 quando le auto che viaggiavano in direzione est da Padova Ovest in direzione Vigonza, per cause al vaglio della squadra incidenti della polizia locale di Padova, si sono scontrate innescando una reazione a catena. A quell'ora, per fortuna, c'erano pochi veicoli in circolazione, che però sono rimasti bloccati per ore, con gli agenti sul posto, anche i sanitari del SUEM 118, che hanno prestato soccorso alle 4 persone rimaste ferite. La piaga delle truffe agli anziani e non solo, ne parleremo subito dopo la pubblicità con una vicenda che è emersa a Belluno e che è stata portata a termine poi con le indagini dalla questura. Ripartiamo da qui subito dopo la pubblicità.
Belluno città alle 10:30 del mattino dello scorso 2 febbraio. Un uomo in falsa guisa di maresciallo dei carabinieri telefona a una signora 81enne esigendo che il marito dell'anziana si presenti con urgenza al comando dei carabinieri di Sedico per la verifica di una presunta clonazione della targa della sua auto utilizzata per perpetrare furti di gioielli da parte di fantomatici ladri albanesi con i quali l'uomo potrebbe aver collaborato in cambio di una parte della refurtiva. L'uomo esce rapidamente di casa accompagnato dalla figlia e alla porta dell'abitazione si presenta un finto finanziere in borghese che, con la scusa di dover verificare la compatibilità tra i gioielli presenti in casa e il fantomatico bottino dei ladri, si fa consegnare dalla signora preziosi per un valore di 30.000 euro. Frattanto marito e figlia scoprono rapidamente che non esiste alcuna indagine a loro carico e che il nominativo del maresciallo è inesistente, da cui scatta l'immediato allarme alle forze di polizia. Caso vuole che mentre alla signora veniva comunicato dai malviventi che un secondo agente l'avrebbe raggiunta per il prelievo questa volta di denaro contante, 2 poliziotti della squadra volante si trovassero in abiti borghesi proprio in una via limitrofa all'abitazione. Si sono precipitati a casa della signora dandole aiuto e supporto e cercando di cogliere in flagranza i truffatori. Gli agenti però attendono invano che i truffatori suonino alla porta. I criminali, con ogni probabilità appostati nei pressi dell'abitazione, avendo visto arrivare il genero della donna allertato dalla figlia, prudentemente non si presentano la seconda volta. È a quel punto che uno dei 2 agenti ha un'intuizione. Uno dei 2 ha avuto l'intuito di ricordare che nei pressi della casa della signora fosse presente una telecamera privata, quindi hanno suonato al vicino della signora e hanno avuto accesso alle immagini della telecamera, grazie alle quali sono riusciti a risalire alla macchina. Gli agenti della squadra mobile poi successivamente hanno hanno confrontato le varie banche dati e da queste è risalita la precisa auto, una Citroen che era stata noleggiata e che era partita da Napoli la sera prima. Poche ore dopo è stata fermata e a bordo di questa è stato trovato un primo soggetto gravato per numerosissimi precedenti. Sarà quest'uomo di origini napoletane, trovato a bordo dell'auto ma sprovvisto della refurtiva, a guidare gli agenti al bed and breakfast dove si trova il complice, al quale saranno trovati addosso i 325 grammi di oro della refurtiva. Immediato l'arresto dei 2 malviventi trasfertisti, di cui uno incensurato e uno con numerosissimi precedenti per reati contro il patrimonio. L'accusa è quella di truffa aggravata e l'udienza di convalida del 4 febbraio ha disposto la misura di custodia cautelare ai domiciliari a Napoli, luogo di residenza di entrambi. Lo ripetiamo da sempre, è un anno che battiamo di non fidarsi di nessuno, di non aprire quella porta, di fare degli accertamenti ulteriori sia con i propri familiari sia chiamando il 112 e il 113. Anche con un altro telefono, perché hanno questa abilità di tenere impegnata la linea su cui chiamano. E siamo tornati in diretta, dunque lo dicevamo prima della pubblicità, questa truffa che è stata sventata poi dalla polizia a Belluno e poi c'è la vicenda che abbiamo raccontato in questi giorni del finto idraulico, un truffatore seriale che ha mietuto tantissime vittime. C'è la condanna anche della CNA di Treviso perché la CNA dice è un fatto grave che danneggia imprese e professionisti. Nonostante le denunce, il sedicente idraulico che accalappia le vittime intercettandole sui social continua la sua attività criminale. Immediata la ferma denuncia di CNA Treviso contro chi si approfitta della fiducia delle persone, spacciandosi per un professionista e raggirando cittadini e famiglie. Se quanto emerso fosse confermato, ci troveremo di fronte a un episodio molto grave che colpisce cittadini e famiglie, spesso in situazioni di bisogno, e che mina il rapporto di fiducia che c'è tra i consumatori e il mondo dell'artigianato. Alle vittime va tutta la nostra solidarietà, con l'auspicio che il responsabile venga perseguito secondo la legge. Il truffatore sarebbe in attività ormai da anni, senza che nessuno sia ancora riuscito a fermarlo. Nella sua rete sono finite centinaia di vittime da tutto il nord-est, avvicinate tramite i social. I social network sono strumenti utili, ma possono nascondere insidie. È fondamentale verificare sempre l'affidabilità di chi offre servizi professionali e diffidare di proposte a costi troppo bassi. Queste truffe danneggiano non solo le vittime, ma anche le tante imprese e i professionisti che lavorano ogni giorno con serietà, competenza e nel rispetto delle regole. Tutelare la legalità
e il lavoro qualificato significa proteggere cittadini e imprese oneste. Restiamo nella Marca con i giovanissimi protagonisti di gravi fatti di cronaca. In una scuola media di Treviso i carabinieri sono intervenuti per farsi consegnare il coltellino a serramanico che un ragazzino aveva portato da casa. La lama è stata sequestrata, è stato un compagno a segnalare a un insegnante che l'alunno 14enne si era presentato a scuola con la lama. Studenti invece vittime di una banda che sarebbe composta da 3 persone che fuori dagli istituti cittadini prenderebbe di mira i ragazzini per derubarli. L'ultimo episodio di fronte all'Itis Galilei di Conegliano con un 14enne malmenato nel tentativo di portargli via soldi e giubbotto. Il ragazzino è finito al pronto soccorso per un pugno sullo zigomo. Indagano i carabinieri. E poi il delitto di via Castelmenardo a Treviso, processo con rito abbreviato per Marius Popa, il 20enne moldavo accusato di concorso in rapina nell'aggressione mortale a Francesco Favaretto. Non ha partecipato attivamente alla violenta aggressione per sottrarre il panetto di hashish a Francesco Favaretto, il 22enne di Treviso, picchiato e colpito a morte, ma sarebbe comunque responsabile dal punto di vista morale della rapina e comunque sapeva delle intenzioni del gruppo di ragazzi. Così il pubblico ministero Giulio Caprarola ha chiesto 2 anni, 2 mesi e 20 giorni, oltre 800 euro di multa per Marius Popa, il 20enne di origine moldava accusato di concorso in rapina nel corso dell'aggressione mortale ai danni della vittima avvenuta la sera del 12 dicembre 2024 in via Castelmenardo. Francesco Favaretto, ferito gravemente dal branco, morì 11 giorni dopo il ricovero in ospedale a Treviso. L'avvocato Mario Nordio, difensore del giovane moldavo, ha sottolineato invece al giudice che il suo assistito non solo non avrebbe partecipato al pestaggio della vittima, ma che ad un certo punto, realizzato che un ragazzo stava picchiando il 22enne con calci e pugni, lo avrebbe afferrato per il bavero del giubbotto. Non lo dico io, ha detto Nordio, basta vedere il video per rendersi conto che quelle della difesa non sono congetture ma fatti. Dopo la discussione il giudice ha rinviato il processo al 20 marzo per la sentenza. Per questa aggressione mortale a Francesco Favaretto sono inoltre a processo 3 maggiorenni accusati di concorso in omicidio volontario aggravato dall'intenzione di effettuare una rapina, un minorenne già condannato, sempre in abbreviato, a 8 anni ed altri 5 ragazzini che dovrebbero vedersi applicata una messa alla prova. Ancora la cronaca giudiziaria da Treviso, parliamo di una rapina avvenuta a Treviso, ha patteggiato e torna in libertà il 20enne accusato di aver rapinato 2 giovani la sera dello scorso 13 ottobre. Aveva rapinato assieme ad una complice 2 ragazze che stavano rientrando da una serata. Il colpo era avvenuto al parcheggio Cantarane nel cuore di Treviso. Ha patteggiato 2 anni e 2 mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena il 20enne di Treviso accusato della rapina. Decisa l'immediata liberazione dagli arresti domiciliari. Il ragazzo è già scontato perché per 4 mesi è rimasto sostanzialmente ai domiciliari e verosimilmente intraprenderà anche un percorso con uno psicologo per cercare anche di risocializzarsi, oltre al fatto che dovrà cercare una nuova attività lavorativa che lo possa appunto rieducare. La complice, una giovane di 20 anni, invece si dovrà presentare davanti al GUP il prossimo 5 marzo per affrontare il processo che si svolgerà con rito abbreviato. La giovane era stata sottoposta ad una perizia psichiatrica che l'aveva trovata in grado di intendere e volere, opposta invece alla relazione presentata dal consulente della difesa. Le 2 vittime, 23 e 21 anni, stavano andando a prendere l'auto parcheggiata al Cantarane per tornare a casa quando si sono trovate di fronte alla coppia con volto travisato e armata di coltelli. Dopo aver raffatto soldi e borsa si era data la fuga, ma i 2 rapinatori erano stati rintracciati e bloccati dai carabinieri in via D'Annunzio, ancora in possesso di 2 coltelli a scatto, passamontagna e del denaro appena sottratto. Nel contrasto alla microcriminalità legata allo spaccio di stupefacenti eccelle in Veneto la competenza della Polizia Locale di Vicenza. Allora ANCI Veneto ha chiesto ai commissari del NOS di Vicenza di addestrare gli agenti delle altre polizie locali del Veneto, un progetto che ci racconta Luisa Bertini.
Lotta alla droga e allo spaccio, una specificità vicentina della polizia locale vicentina, riconosciuta dall'ANCI, che incorona così i commissari di polizia locale di Vicenza per tenere dei corsi di formazione sul tema a tutte le polizie locali del Veneto. Ad annunciarci questa iniziativa è stato il sindaco Giacomo Possamai, che sentiamo insieme. È emersa la specificità di Vicenza nelle attività antidroga, antispaccio e antidegrado, per cui la richiesta da parte di ANCI Veneto è quella di fare in modo che gli agenti della Polizia Locale di Vicenza facciano la formazione alle altre polizie locali, quindi agli agenti del resto del Veneto, proprio su questi temi, su come avvengono queste azioni. È ovviamente un motivo di orgoglio, prima di tutto per la Polizia Locale della nostra città, perché dà l'idea di come l'attività che viene svolta è apprezzata e soprattutto vuole essere replicata anche negli altri territori. Me l'ha proposto il signor comandante, è una novità anche per me. Io e il mio collega De Franciscis saremo gli insegnanti, De Franciscis per quanto riguarda i stupefacenti e io per quanto riguarda l'antidegrado e le problematiche della città urbana. Sono orgoglioso di questo e vediamo come andrà. Ecco, quali sono gli elementi, cosa insegnerà magari un aspetto, c'è una tecnica, bisogna avere una mentalità? Inizierò dicendo che non è un lavoro per tutti, perché comunque si è proprio ai confini con delle persone che hanno delle problematiche, perciò prima di scegliere di fare questa attività bisogna prepararsi, fare un esame di coscienza, perché non è assolutamente facile interagire con questo tipo di personaggi. E come si svolgerà tecnicamente? Avrete degli incontri, un periodo, una formazione? Presumo, non lo sappiamo ancora definitivamente, ma avremo degli incontri o video chat o di persona, però le dico, sto aspettando anch'io delle comunicazioni. Sicuramente prima bisogna partire un po' dalla teoria, no? Dalla normativa che è in vigore, quindi il testo unico dei stupefacenti, e poi magari anche dare dei consigli su tecniche operative per poter effettuare queste operazioni di contrasto. Quali sono gli elementi anche umani oppure di formazione che ritiene peculiare, insomma, per fare bene questo lavoro? Beh, tanta passione sicuramente, e non guardare mai l'orologio, perché questo lavoro comporta veramente tanto tempo e tanta pazienza e soprattutto, ripeto, tanta passione per il lavoro. Una notizia dell'ultima ora, ve lo vediamo dal sito di Venezia Today: emergenza per fumo dalla cabina su un volo da Tessera con 168 passeggeri. Dopo le 11 è stata diramata all'aeroporto Marco Polo una full emergency per un Air France diretto a Beirut. Era partito da Parigi, allertate le autorità e vigili del fuoco, i sommozzatori, autopompe, autobotte, autoscala, verifiche e viaggiatori al sicuro. Quindi momenti di panico questa mattina per 168 passeggeri a bordo. C'era il fumo dalla cabina con quindi il timore che ci fosse appunto un incendio, fosse scoppiato un incendio e poi fortunatamente le operazioni sono ancora in corso, ma pare che la situazione sia sotto controllo. Se ci sono ulteriori aggiornamenti ve li daremo nel corso del telegiornale. Scoperti i giacigli di fortuna al vecchio campo sportivo di Campo San Piero, sul posto la polizia e la sindaca Maccarone. È stata scoperta grazie alla segnalazione di un cittadino l'occupazione abusiva del vecchio campo sportivo del Campetra a Campo San Piero. Gli agenti della polizia locale della federazione, intervenuti in via Palladio, hanno trovato 3 giacigli ricavati in uno degli spogliatoi, dopo che ignoti hanno forzato la porta d'ingresso. Gli agenti, arrivati sul posto, non hanno trovato nessuno, ma hanno rinvenuto un coltello dalla lama di oltre 20 centimetri nascosto sotto le coperte. Questo episodio dimostra quanto sia importante la vigilanza attiva delle comunità e l'efficienza dei nostri agenti nel rispondere prontamente alle chiamate, ha dichiarato la sindaca Maccarone, intervenuta sul posto. Ora è stata attivata una squadra di operai per mettere in sicurezza l'area ed evitare che episodi simili si ripetano in futuro. Controlli della polizia locale, siamo sempre nel Padovano, nel campo San Pierese, nei laboratori cinesi della zona industriale di Loreggia. Operai al lavoro e alloggiati in stanze abusive all'interno dello stesso capannone. La scoperta fatta dagli agenti della polizia locale del campo San Pierese durante i controlli in un nuovo laboratorio cinese aperto pochi giorni fa nella zona industriale di Loreggia. Gli agenti hanno trovato 9 operai al lavoro e con il titolare della ditta risultato assente e irreperibile, una circostanza frequente in questo tipo di attività. Le stanze dove venivano alloggiati gli operai invece non erano conformi alle norme urbanistiche, carenti dal punto di vista delle condizioni igienico-sanitarie e della sicurezza. La ditta è stata multata ed è stato imposto lo smantellamento degli alloggi abusivi entro 48 ore.
E adesso siamo nel Trevigiano di nuovo, liquami agricoli sparsi nei campi in inverno, già vietato di per sé in un terreno non idoneo e senza autorizzazione. L'operazione dei carabinieri forestali del nucleo di Asolo e del Monte Grappa hanno sequestrato i mezzi impiegati. Liquami agricoli sparsi nei campi nonostante il divieto e l'assenza di autorizzazioni. Scatta il sequestro preventivo dei mezzi agricoli impiegati. È successo lo scorso 21 gennaio. I carabinieri forestali del nucleo di Asolo e del Monte Grappa hanno notato un trattore e un carro botte procedere lungo via Piovega ad Asolo. Le successive verifiche hanno permesso di accertare che il convoglio raggiungeva un terreno nel comune di Mussolente, una zona classificata come vulnerabile ai nitrati, dove era in corso tuttavia uno spandimento massivo di liquami. Lo spandimento avveniva in pieno inverno, periodo in cui la legge lo vieta completamente. Dai controlli è emerso anche che mancavano i documenti necessari di trasporto e che i terreni non risultavano autorizzati per questo tipo di attività neanche al di fuori del periodo di fermo stagionale. A quel punto i militari hanno fermato tutto e sequestrato il trattore e il carro botte. Il procedimento è ancora in fase di indagine e la responsabilità sarà accertata solo da una sentenza definitiva. Nel frattempo i controlli dei carabinieri forestali continuano di giorno e di notte per contrastare i fenomeni illeciti di inquinamento da nitrati e tutelare il territorio e le risorse idriche. Lasciamo per un attimo la cronaca, c'è ovviamente la politica che in questi giorni verte sull'addio polemico peraltro del generale Roberto Vannacci alla Lega con la creazione poi del suo partito. Ebbene c'è la conta tra i vannacciani che decidono di restare in Lega oppure di seguire il loro leader di riferimento. A commentare quanto sta accadendo e quali ripercussioni potrebbe avere poi all'interno del centrodestra è l'ex segretario veneto della Lega Giampaolo Gobbo. Non fa bene assolutamente né al movimento né alla coalizione una uscita del genere, perché potrebbe portare anche alla situazione di far cadere anche il governo. La fuoriuscita dal carroccio dell'europarlamentare Roberto Vannacci, vice segretario leghista e ora fondatore di un nuovo movimento politico, al partito bene non fa, parola di Giampaolo Gobbo, e neppure alla coalizione di centrodestra. Ricordo ad esempio Panto, proprio qui in Veneto, che a un certo punto, non dando l'appoggio al centrodestra o non essendo accettato dal centrodestra, purtroppo il governo cadde a quei tempi. La Lega d'altro canto ne ha viste di peggio, prosegue Gobbo, anima e memoria storica del carroccio veneto. Ricordo che qui in Veneto noi abbiamo avuto due periodi molto particolari, dove a uscire non erano certamente dei nuovi arrivati come Vannacci, ma erano proprio i segretari regionali. Ricordo Comencini nel 98 e Tosi poi nel 2013, 14, cos'era, o 15 che fosse. Quindi su questo siamo abbastanza vaccinati. Lega rinvigorita e ricompattata? No, ma in Veneto neppure troppo acciaccata dopo questo sconquasso. Qui Vannacci aveva fatto relativamente presa, dice Gobbo, anche se il favore, soprattutto iniziale, non va né sminuito né sottovalutato. Più si è, meglio è, più ci si capisce, meglio è in politica. Quindi questo per me non è un momento di battere le mani, anche perché io credo che la sua scelta sia stata dettata anche dai tantissimi team, cioè dai suoi fan, che ha in giro, e dai club che si sono creati. Nella Marca una ventina i leghisti che potrebbero seguire Vannacci. Gobbo invita a evitare epurazioni. Io credo che non si debba fare assolutamente una caccia all'untore, perché non è questo il caso. Ci sono simpatie, ci sono state simpatie, ci sono state persone leghiste che si sono iscritte ai suoi club, ma non vedo una situazione di grande fuoriuscita, almeno lo spero. Vedremo cosa accadrà. Un anno fa la morte di Enrico Vanzini, l'ultimo italiano a far parte del Sonderkommando nel campo di concentramento di Dachau. L'assenza della sua voce oggi ovviamente pesa enormemente.
Se n'è andato esattamente un anno fa, il 5 febbraio 2025, Enrico Vanzini, l'ultimo italiano appartenente al Sonderkommando, testimone dell'orrore dei campi di concentramento di Dachau, prigioniero con il numero 123343 tatuato sul braccio, assegnato alla baracca 8 nella sezione dei detenuti lavoratori. Il suo lavoro fu quello di portare i prigionieri nei forni crematori e nelle camere a gas, un ordine che, se violato, gli sarebbe costato la vita. La sua mancanza oggi pesa enormemente. 7-8 ore continuo a buttare su morti e buttarli dentro, e con l'odore che c'era e con il fuoco che faceva, era quasi, diciamo, non dico, ma sarà stato a quasi 200 gradi. No, e quindi avevo sempre la testa, il mal di testa, pensavo che mi scoppiasse la testa e si doveva fare. Sopravvisse a condizioni disumane, portandosi nella mente la barbarie, la crudeltà, l'obbrobrio che visse là dentro. Il 29 aprile del 45, quando il campo fu liberato, Vanzini pesava 29 kg. Per anni si rifugiò nel silenzio, sino al 2005, quando decise di raccontare il suo dramma. E la sua voce fu un messaggio di pace rivolto soprattutto alle giovani generazioni. Io porto questa testimonianza per farvi sapere, per farvi mettere nella testa ciò che vuol dire una guerra, ciò che da una guerra può esistere, cosa può esistere, avete visto. No, e quindi io l'augurio più grande che vi faccio è che non mai più succeda una cosa simile. Voi siete quelli che un domani sarete voi l'Italia nuova, e quindi dovete pensare mai alle guerre. È una voce che ovviamente, l'assenza di una voce che pesa, come diceva Vanessa Banzato, in questo servizio. Allora noi ci fermiamo a pochi istanti di pubblicità, e come l'appuntamento del venerdì che ritorna è quello di Ecovisioni, state con noi perché è una portata davvero importante. Torneremo a parlare di PFAS con chi ha seguito e segue da sempre questa vicenda, e quindi il punto della situazione con i nostri ospiti subito dopo la pubblicità. Buongiorno, eccoti di nuovo in diretta. Per chi si fosse collegato soltanto in questo momento, è il momento di Ecovisione. Allora lo dicevo prima della pubblicità, torniamo a parlare di una vicenda importante che ci riguarda da vicino, che abbiamo già toccato diverse volte, ma che vede un volume importante in uscita nei prossimi giorni, edito da Marietti 1820, all'interno di quella collana che si chiama proprio come Ecovisioni, in collaborazione con Media Nord-Est, diretta da Andrea Ferrazzi, ed è un libro che ha un titolo ovviamente emblematico, PFAS, un disastro annunciato, e avremo con noi l'autrice di questo libro e poi anche chi ha curato la prefazione. Fra poco li presento, ma intanto Andrea Ferrazzi, buongiorno e ben ritrovato. È un capitolo importante della collana perché è un tema che forse ci riguarda più da vicino di tutti. Sì, purtroppo anche senza forse, perché quello scandalo dell'inquinamento da PFAS, di queste sostanze chimiche prodotte dall'uomo, è stato definito dalle Nazioni Unite, dopo che hanno fatto un'inchiesta molto approfondita, l'inquinamento più ampio, maggiore, peggiore nella storia dell'Unione Europea, nella storia dell'Europa. Questo l'ha detto l'Alto Commissario alle Nazioni Unite Aureliana, che è venuto qui proprio a vedere cosa stava succedendo, ma l'ha ribadito anche indirettamente la sentenza del Tribunale di Vicenza, condannati 11 altissimi dirigenti della Miteni, questa joint venture che era nata tempo fa appunto da aziende, la Mitsubishi Corporation e Eni, precedentemente era nata col gruppo Marzotto, ricordiamolo, come luogo, diciamo, di ricerca della chimica.
successivamente ha avuto poi altri proprietari, fondi lussemburghesi, altri ancora, insomma un disastro che ha creato una zona chiamata zona rossa, dove vivono semplicemente 350.000 veneti, fortemente contaminati da queste sostanze che sono pericolosissime per la salute umana e per l'ambiente. Non ci sono solamente queste persone, perché i PFAS purtroppo hanno contaminato un'area molto più vasta della zona rossa e sono delle sostanze assolutamente presenti e che producono malattie di diverso genere e che hanno prodotto una devastazione ambientale. Basta ricordare che sotto la zona di Trissino, dove è nata appunto, dove è stata fondata questa azienda, il cuore diciamo dell'inquinamento, lì c'è la seconda falda acquifera più grande d'Europa. È una falda acquifera che fondamentalmente viene utilizzata da quasi tutto il Veneto e viene utilizzata anche per fini agricoli, oltre dalle persone per bere quotidianamente. Ebbene, questa falda è talmente inquinata che anche per uso agricolo adesso non potrebbe essere di fatto utilizzata e si sta costruendo una condotta che va a prendere l'acqua dall'Adige per trasportarla qui. Questo è stato creato nel Veneto, questo diciamo mostro di inquinamento ce l'abbiamo a casa nostra e questo libro racconta questo scandalo fondamentalmente. Io ho voluto nella mia collana che questo fosse la seconda puntata e dopo la prima che era quella sull'energia con Energy Shock. È un libro fatto benissimo, ho chiesto a Laura Fazzini di scriverlo perché Laura è stata una delle giornaliste più attente a livello nazionale e internazionale su quanto stava avvenendo, ha seguito in maniera dettagliata anche tutto il processo, ha fatto parte anche di gruppi internazionali che hanno approfondito la questione mondiale, perché questa è una questione mondiale, e sono molto felice che Felice Casson, scusi il gioco di parole, abbia accettato di scrivere la prefazione. Casson, già da magistrato, ha avuto ruoli importantissimi a livello nazionale, non solo, nella lotta proprio, no? Nella lotta contro coloro che hanno inquinato le nostre vite. E allora ha detto benissimo nell'introduzione Ferrazzi e noi abbiamo proprio in collegamento le due persone che ha citato e le ringraziamo molto per essere con noi in diretta, l'autrice di questo libro che esce il 27 di febbraio, Laura Fazzini. Buongiorno Laura. Buongiorno. Laura Fazzini che torna a trovarci perché era stata già nostra ospite in una delle puntate forse più intense di Ecovisioni, perché ci raccontò anche come aveva seguito il processo e anche storie davvero drammatiche legate al processo dei PFAS e insieme a lei è collegato l'autore della prefazione nonché una vita davvero da magistrato ma anche senatore della Repubblica che, come diceva Ferrazzi, si è occupato molto di tematiche ambientali e continua a occuparsene. Felice Casson, buongiorno e grazie. Buongiorno anche a voi e grazie. Allora io parto da Laura Fazzini e volevo partire perché mi interessava in realtà dall'ultima frase del libro, perché l'ultima frase del libro secondo me è emblematica ed è un po' un manifesto di questa terribile vicenda, e cioè che senza la chimica non si può vivere, scrive Laura Fazzini, ma di chimica non si deve morire, perché questo è un caso che forse più di tutti o come davvero molti, ma di più in questo caso, ha rappresentato l'emblema del profitto di una tecnologia che è servita, può servire, è servita in passato, ma che ha scavalcato poi gli interessi delle persone, prima di tutto sanitari. Fazzini, è così, è questo l'emblema, il racconto di questa terribile vicenda che non è ancora concluso, perché peraltro noi sappiamo c'è la sentenza di primo grado, ma poi ci sono dei rivoli che continuano ovviamente di questa vicenda. È davvero così? Abbiamo un profitto che va oltre le esigenze poi delle persone? Sì, perché la sentenza del processo Mitteni, primo grado, dice che c'è stato un dolo da parte delle persone imputate a fine di lucro. Sì, perché anche adesso l'attuale contaminazione da queste sostanze, che non è più in Veneto ma in Piemonte, vede una multinazionale, Syensqo Solvay, che sta lucrando nella produzione di queste sostanze e non sta
bonificando i terreni intorno al sito. Sì, perché di recente la Commissione europea ha pubblicato un report sulle sostanze perfluoroalchiliche considerandole indispensabili per un determinato mercato che è quello delle armi, della difesa, e quindi significa che chi produce armi può lucrare utilizzando le sostanze da anni considerate pericolose per tutti, per l'ambiente e per l'uomo, perché l'uomo si ammala se vive in un ambiente inquinato, e quindi direi di sì. Di chimica non si deve morire, però senza chimica non si vive, ne sono sicura, perché siamo nel 2026. Non dobbiamo tornare indietro, non si può tornare indietro. La chimica non è cattiva, è cattiva la gestione di una chimica fatta come il caso di Trissino, di Miteni o del caso di Sciences Solvay ad Alessandria. Allora Casson, lei dice proprio nel post scriptum della sua prefazione di questo scenario, di questo spettro con la Commissione, alla Commissione Industria, parliamo delle valutazioni dell'Ufficio Studi del Parlamento Europeo, con queste valutazioni che portano a suggerire che i PFAS sono insostituibili per l'industria delle armi e per i chips, lo ha detto Laura Fazzini, e quindi in nome dell'industria bellica si attende di capire cosa farà l'Europa, e questo dimostra, come diceva Fazzini, che è uno scenario totalmente aperto. Sì, certamente sì, è molto aperto. Si segnala anche l'ambiguità di alcuni organismi o organi collegati all'Unione Europea, nel senso che se quelli che hanno una competenza maggiore in materia ambientale e di tutela della salute delle persone sono fortemente preoccupati e lo segnalano, abbiamo dall'altra parte gli organi che hanno più a che fare col mondo industriale e quindi con la produzione di determinate sostanze come PFAS, che tutto sommato se ne fregano letteralmente, dicono che non ci sono in questo momento sostanze che possano sostituire i PFAS, soprattutto per quanto riguarda appunto l'industria bellica e la produzione che si chiama doppio uso, cioè che può essere utilizzata sia per il civile sia per il settore militare. Questa è una cosa abbastanza agghiacciante, ci riporta indietro di decenni, ci riporta a un meccanismo industriale che in parte è stato anche criminale, perché le industrie in certe situazioni, come ad esempio quelle dell'amianto, quelle del CVM PVC, quelle del tabacco, sapevano da decenni prima degli organismi pubblici e dei lavoratori e a maggior ragione della popolazione che la produzione e l'uso di determinate sostanze produceva gravi patologie anche cancerogene, e se ne sono bellamente fregati. Hanno continuato nel loro silenzio, cercando di nascondere i dati il più possibile, fino a quando si sono trovati di fronte a delle morti, a delle malattie, a degli inquinamenti gravissimi. Ora la situazione PFAS è ancora molto aperta, nel senso che qui in Veneto, come in Piemonte, ricordava Laura Fazzini poco fa, e altrove, anche in Europa, ci sono situazioni ancora pericolose che non sono state risolte. Bisogna che gli organismi pubblici, gli Stati soprattutto, ma partendo anche dall'Unione Europea, intervengano per bloccare. Va invertita questa cultura, che è una cultura di morte. Bisogna cominciare a dire produciamo anche con la chimica ovviamente, però lì dove abbiamo la garanzia che non ci sono patologie per chi lavora, per la popolazione, e non ci sono danni per l'ambiente. È un problema culturale, sociale e quindi anche politico che va affrontato e che va risolto. Fazzini, è un racconto denso quello del libro, davvero, se volete sapere tutto quello che è successo e quello che potrebbe succedere dal 27 febbraio, un libro fondamentale, ed è una storia, tanto per farci capire quanto lunga è questa storia, che nasce nel 2006, è così Fazzini? Da delle analisi che vengono fatte in provincia di Ferrara, quindi parliamo di 20 anni fa.
Esatto, è il ventennale dalla prima azione, diciamo, scientifica nel nostro paese a livello ambientale, cioè queste due persone che danno il via al libro che abbiamo scritto scendono sul Po a livello appunto di Porto Lagoscuro, che è in provincia di Ferrara, e raccolgono 3 campioni di acqua e poi ripartono. Così inizia il libro, che è anche un po' da film, un'immagine. Chi sono? Sono dei ricercatori europei con sede in Italia che hanno ricevuto mandato da parte di Stoccolma, dell'Università di Stoccolma, che lavora sui nuovi inquinanti presenti nell'ambiente, sui PFAS in questo caso, e devono vedere se il Po li contiene. Questi 2 personaggi sono Robert Loss, che è il protagonista del primo capitolo, il quale appunto sceglie quel punto, lo campiona, prende 3 campioni, uno per lui, uno per Stoccolma e uno lo tengo, non si sa mai, e meno male che l'ha tenuto, però non faccio spoiler, si sa mai che se no nessuno compra il libro, e quando tornano a casa capiscono il Po è il protagonista di questo inquinamento europeo. Stoccolma capisce che Loss l'ha vista lunga e chiede al nostro Stato, Ministero dell'Ambiente e Ministero della Salute, all'azienda che si pensava essere la responsabile principale dell'inquinamento del Po, all'epoca era solo Solvay, che però sta molto lontano da Ferrara, perché il Po è lungo 652 km e dove è Science o Solvay adesso, Solvay all'epoca è in Piemonte, quasi alla sorgente del fiume. Chiede a questi 3 enti di fare attenzione. All'azienda chiede di ridurre l'emissione, perché i PFAS trovati, in questo caso il FOA, che è un po' il capostipite di questa famiglia enorme di sostanze, in quel punto il campionato è altissimo. L'azienda risponde dando la sua versione, come fanno sempre le aziende, incolpando altri, e poi smette di rispondere. Ministero della Salute e Ministero dell'Ambiente chissà cosa faranno. Lascio un po' di suspense certo. Così uno capisce. Il libro contiene, penso, mi auguro, contenga tutti i protagonisti di questa storia, che come si diceva sono italiani, perché noi raccontiamo l'Italia, europei e mondiali. Casson, nelle sue indagini, nella sua attività di magistrato, ha mai incrociato i PFAS? No, non l'ho mai incrociati, se non per aver letto qualcosa, ma quelle ricerche, quei processi, quelle inchieste riguardavano altre sostanze come l'amianto, come il CVM-PVC e le sostanze che venivano prodotte a Porto Marghera. Porto Marghera non utilizzava in questa maniera i PFAS. E poi ricordo che appunto nel 2006 io avevo cambiato vita ed ero passato al Senato della Repubblica. Però questa è una vicenda gravissima che è ancora aperta, anche in Veneto, perché tracce se ne sono trovate fino alla laguna di Chioggia e bisognerà decidere anche di concludere quelle che sono le indagini venete di tipo epidemiologico sulla salute non solo dei lavoratori ma anche delle persone, e andrà anche continuata l'indagine anche processuale sulla salute dei lavoratori, perché questo processo ha cominciato in maniera molto importante, ha messo un punto fermo, come scrive Laura molto bene, a tutta questa vicenda, però non è assolutamente chiusa. E tra l'altro si profila ancora una volta quello che abbiamo visto in altre situazioni, col CVM, con l'amianto, come vediamo con l'Ilva di Taranto ancora, quella sorta di ricatto occupazionale, di qua, di là per l'Italia, in Europa, nel mondo si dice fate attenzione che se chiudete queste produzioni noi chiudiamo la fabbrica e mandiamo tutti a casa. Ecco, non possiamo accettare questi ricatti, non si può far ricadere la responsabilità su chi lavora, su chi abita attorno alle fabbriche. La politica deve intervenire prima, deve decidere e non scaricare su chi non ha alcuna responsabilità. Ferrazzi. Sì, quando Casson dice che la cosa non è chiusa, ma non è chiusa davvero, perché di bonifiche, per esempio, anche solo a Trissino se ne sta parlando, ma non si sta facendo praticamente nulla.
la barriera idraulica che dovrebbe bloccare, diciamo, attraverso il dilavamento la discesa di queste sostanze a sud di quel terreno non sta funzionando, il palancolato che dovrebbe essere, come dire, un argine fisico non è ancora stato messo, ma soprattutto non si capisce ancora bene chi deve pagare. L'Unione Europea stabilisce in maniera chiara che chi è che deve pagare, chi ha inquinato. Ma c'è stato un tentativo anche appunto da parte dell'azienda di Miteni di sfuggire anche a questo, oltre che alle responsabilità dirette, diciamo, dell'inquinamento e del grave danno alla salute delle persone. Ricordiamo peraltro che nelle imputazioni a Vicenza c'era anche appunto l'accusa di aver cagionato un fallimento, come dire, volto a non dover intervenire poi per pagare i danni, no? Successivamente. Ed è ancora più grave se immaginiamo che questa azienda che cosa ha fatto? Ha fatto una cosa fondamentalmente. Dopo aver nascosto appunto quello che stava facendo e insomma grazie a Dio questa sentenza l'ha fatto emergere in maniera definitiva, ha preso gli impianti, li ha lavati, li ha impacchettati e li ha spediti dove? Li ha spediti in India. Un'azienda indiana che si chiama Viva Life, Viva la Vita, ed è veramente, come dire, un po' agghiacciante leggere i nomi del consiglio di amministrazione del capogruppo che controlla questa azienda, dove troviamo all'interno di questo consiglio di amministrazione un altissimo dirigente della Miteni. Cioè stanno prendendo questa produzione e la stanno spostando altrove. Ma attenzione, è quello che era successo tra Stati Uniti e Italia, perché l'avvocato Billot, che ha fatto scoppiare il caso negli Stati Uniti, è venuto a testimoniare durante il processo a Vicenza e ha raccontato che mentre negli Stati Uniti, vista la stretta, diciamo, dal punto di vista del legislatore e dell'opinione pubblica, la produzione di PFAS, i produttori lì, in particolare la 3M, diceva non possiamo più farle, la Miteni si sarebbe messa a disposizione per coprire quell'ammanco di offerta. Capisce cosa sta succedendo? Cioè c'è un'idea davvero prevaricatrice da parte di alcune imprese, non delle imprese in generale, che producono, grazie a Dio, anche benessere, crescita e posti di lavoro, ma di alcune persone che hanno una visione fondamentalmente predatoria, che non ne frega assolutamente nulla di quello che succede nel proprio territorio, nei propri lavoratori, nei cittadini che stanno attorno. Ecco, questi vanno colpiti. Fazzini, in tutta questa vicenda che lei ha raccontato benissimo in questo libro e che continua a raccontare, la politica quanta responsabilità ha? Si è girata troppo dall'altra parte oppure l'azione delle aziende spesso confondeva anche la politica? No, la politica continua a girarsi dall'altra parte, ha fatto di tutto per rimanere girata dall'altra parte finché non è stata chiamata in causa. L'Italia manca ancora di una normativa nazionale su determinati inquinamenti da PFAS, cioè non c'è una norma nazionale sui PFAS presenti negli scarichi industriali. È gravissimo, perché se io industria posso scaricare quanto voglio, inquino i fiumi che inquino le falde che inquinano l'acqua potabile. La politica tuttora non sta tutelando l'inquinamento specifico, unico in Piemonte, perché non sta mettendo i limiti di PFAS nell'aria che respirano i 7.000 residenti di Spinetta Marengo. I politici però lo sanno, perché una legge, anche Andrea Ferrazzi lo sa molto meglio di me perché l'ha vissuto, l'ha dovuto vivere sulle sue spalle. I disegni di legge per i limiti dei PFAS negli scarichi ci sono. Ferrazzi ne ha firmato uno che era, a mio avviso, perfetto, fatto con 2 anni di lavoro, parlando con tutte le istituzioni, soprattutto con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha tutelato tutta la popolazione studiando queste sostanze dal 2006. Questo disegno di legge, che non è stato mai votato perché è caduto nel frattempo il governo Draghi, è in mano a Sergio Costa, che nel 2020 era ministro dell'ambiente e ha ricevuto il movimento No PFAS, le mamme, Legambiente, Greenpeace, giurando che avrebbe fatto di tutto per fermare gli scarichi.
Sergio Costa in questo momento in Parlamento ha in mano il disegno di legge firmato da Ferrazzi, non lo sta discutendo, continua a girarsi dall'altra parte, così come l'assessorato sanità del Piemonte ha in mano le richieste dei cittadini di mettere una legge che limiti i PFAS prodotti da Syensqo Solvay, tra cui il C6O4 che è uno dei PFAS prodotti da Miteni per conto di Solvay, perché poi il libro spiega tutti questi intrecci. Miteni non era da sola, Syensqo Solvay non era da sola, e l'assessorato alla salute, alla sanità del Piemonte non sta facendo una legge regionale che può fare. Perché? Perché si gira dall'altra parte. Allora io nel libro cerco di dire chi c'è dall'altra parte, con chi è che sta parlando la politica, perché non sta parlando con i cittadini, perché se io li prometto, come fece Costa ministro, ci sarà zero negli scarichi, che è impossibile, perché poi bisogna anche vivere nel mondo reale. Con chi sta parlando la politica? Ci sono i nomi. Il libro che mi hanno fatto scrivere, concedendomi una libertà che non mi aspettavo, descrive i nomi e i cognomi, perché questa è una scelta industriale, come è stato detto, è una scelta politica, come il libro descrive, ma è una scelta che ha privato di scegliere i cittadini, perché bere nelle proprie acque potabili, nei propri rubinetti, veleno, non è una scelta. Nessuno di noi sceglie di dare ai nostri figli veleno. Perché alcuni scelgono e altri devono sottostare delle scelte di alcuni? Se siamo in Italia, che ha gli articoli 9 e 41 che tutelano la nostra salute? Perché? Perché la politica si sta continuando a girare dall'altra parte. Casson, questa domanda gliela faccio sia da ex magistrato e anche da uomo che ha vissuto anche la politica in primo piano. È un problema solo italiano? Negli altri paesi funziona così? Questo girarsi dall'altra parte? O da noi è più accentuato? Purtroppo non è un problema solo italiano, è un problema di tanti stati europei, direi addirittura a livello internazionale ancora più forte. Ma io vorrei proprio da giurista aggiungere alla definizione di Andrea Ferrazzi su questo comportamento come predatorio, da giurista direi che è un comportamento criminale, cioè si fanno delle scelte contro le persone, contro l'ambiente, negando quella che è la nostra vita, quello che è il nostro futuro e il futuro delle nostre generazioni. In Parlamento nel 2022 è stata approvata, appunto, come ricordava Laura, una modifica importantissima della nostra Carta Costituzionale a tutela di questi beni primari. E sono state date delle priorità in Costituzione e quindi secondo proprio il dettato letterale di quelle nuove norme bisognerebbe, prima di fare qualsiasi cosa, di adottare qualsiasi iniziativa, pensare alla salute dei lavoratori, alla salute delle persone, alla salute dell'ambiente. Queste non sono soltanto richieste teoriche come si faceva una volta di qualche ambientalista o di qualche associazione. Questo è scritto in Costituzione. Purtroppo la politica manca in questo a quello che è il proprio dovere costituzionale e va dietro a quelle che sono delle scelte criminali da parte di un certo modo, certamente non tutti, ma di un certo modo di fare industria. All'estero è pure peggio, veniva ricordato come gli impianti di Miteni siano stati trasferiti in India. Ricordo come è partita la vicenda di Bhopal. Da delle industrie multinazionali statunitensi sono stati trasferiti e creati degli impianti, delle produzioni di certe sostanze a Bhopal, dove c'è stato uno dei disastri ambientali più grandi a livello mondiale, con una marea di morti, con disastri che sono susseguiti e che sono continuati anche nei decenni. Ecco, se non si capisce che bisogna porre termine come industria, come politica e come anche giuristi e magistratura a questo modo di procedere, sarà veramente una cosa disastrosa per le future generazioni. Ferrazzi, noi conosciamo bene quell'articolo che lei ha contribuito a modificare ed è, lo diceva Casson, un articolo peraltro dei primi 12 della Costituzione, quindi parliamo proprio di gli articoli fondamentali della Costituzione, che quindi devono essere dei fari. Sì, quello è l'articolo 9, per la prima volta nella storia della Repubblica è stato modificato uno dei primi 12, no, dei principi fondamentali, non era mai avvenuto. Io ho avuto l'onore e l'onere di essere tra i 9 che ha scritto il testo e trovato l'accordo politico in Senato
e dice che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. E poi l'articolo 41, modificato con la stessa legge costituzionale, la legge 1 del 2 di febbraio del 2022, dice che l'attività economica privata e pubblica, grazie a Dio, nel nostro paese è libera, ma non deve recare danno alla salute e all'ambiente. E questo, come diceva Felice Casson, è un principio costituzionale. E il problema qual è? Che la Costituzione è una delle migliori al mondo, ma va attuata giorno dopo giorno. Cioè bisogna passare da una Costituzione che è puramente forma scritta e grazie a Dio c'è, grazie a Dio i nostri padri costituenti ce l'hanno data, donata, pagata anche a caro prezzo, ma va, come dire, costruita ogni giorno, cioè va calata nel territorio, nelle scelte quotidiane, e in questo c'è un sacco di cose da fare. Sui PFAS io non solamente avevo firmato la legge, ma ero anche il relatore del provvedimento. Ho avuto modo naturalmente di incontrarmi e scontrarmi con queste aziende che hanno cercato in vari modi, diciamo, di negare quello che stava avvenendo, e va ripresa in mano dal Parlamento, assolutamente. Però ci sono anche delle direttive europee che da un certo punto di vista sono stringenti, però bisogna accelerare, perché la salute delle persone viene prima di tutto. Fazzini, ho gli ultimi 2 minuti, li dedico a lei, perché c'è poi un protagonista di questa vicenda di cui aveva già parlato la scorsa volta quando ci è venuta a trovare, che sono le mamme PFAS, le mamme no PFAS, che hanno un coraggio e che continuano a battersi. È anche per loro questo libro, per questo coraggio di queste donne che non si fermano di fronte a nulla? Il libro è per tutte le vittime ambientali, penso anche ai miei figli. Le mamme no PFAS mi hanno insegnato moltissimo, come mi ha insegnato tutto in realtà il coordinamento no PFAS in Piemonte e in Veneto. Le mamme chiaramente accolgono e hanno il loro modo di fare, che io sposo perché sono mamma anch'io, però devo dire che se penso a chi è dedicato il libro, a chi è destinato il libro, io lo destinerei alle future donne, ai futuri uomini, perché si rendano conto che la natura ci nasciamo dentro, non è nostra e dobbiamo tutelarla perché è un regalo. E le mamme sicuramente mi hanno spiegato che la tutela, la cosa principale, ma me l'hanno spiegato anche gli esperti, perché molti esperti, a furia di rincorrerli per questi 7 anni di studio, hanno cambiato modo di fare. Molti degli esperti erano dentro quell'aula di tribunale che vedete. In questo grande, enorme disastro annunciato, perché lo sapevano, ci sono ormai tutti. Quindi le mamme sicuramente hanno le magliette, hanno anche una forza mediatica enorme, però non riesco a individuare un destinatario. Il destinatario migliore sarebbero le future mamme, i futuri papà, i futuri esperti, i futuri industriali, perché una cosa che chiude il libro è che un'industria pulita che sostituisca i PFAS c'è già, anche in Italia. Dobbiamo spingere altra azione politica, invece di girarsi all'indietro e guardare Solvay, devono guardare in avanti e guardare i nuovi industriali puliti, perché ce n'è una marea e anche noi giornalisti dobbiamo iniziare a raccontarle. Quello è il mio destinatario perfetto. Il destinatario è anche chi non ne sa nulla. Cioè, io in quest'ultimo periodo sono immersa nel dolore dei vigili del fuoco che utilizzano queste sostanze perché tuttora non sono ancora sostituibili per spegnere alcuni incendi, ma muoiono di queste sostanze per tumori al cervello che tolgono dignità e a questi personaggi che noi consideriamo eroi, ma che non hanno neanche la tutela INAIL, per cui muoiono da soli con i loro familiari al capezzale senza neanche i soldi per mangiare a fine mese. Quindi spero che i fruttori siano sicuramente tutte le mamme no PFAS, così ne vendiamo tutti 3.000 e siamo a posto, ma siano i miei figli, i figli delle mamme no PFAS, i figli dei vigili del fuoco che mi tutelano tutti i giorni e i figli degli industriali che hanno scelto di sbagliare, perché la scelta è sbagliata, ma che sono liberi di diventare diversi dai propri genitori.
Non poteva che essere una frase migliore questa di Laura Fazzini, io la ringrazio davvero, grazie. Dal 27, facciamo rivedere la copertina, dal 27 di febbraio, un libro fondamentale per conoscere tutto quello che è accaduto e quello che potrebbe ancora accadere, sia che siate o vi riteniate esperti di questa vicenda, sia che non ne sappiate nulla. Allora, se non ne sapete nulla, è bene che cominciate a capire cosa è successo. Se pensate di sapere tutto, sappiate che Laura Fazzini, insomma, ha speso molto e quindi vi può raccontare cose che non sapete. Grazie a Laura Fazzini, grazie al contributo imprescindibile anche di Felice Casson, grazie per essere stati con noi. Voglio chiudere con Ferrazzi per capire cosa accadrà fra 2 settimane, di cosa parleremo. Beh, siamo nel mezzo delle Olimpiadi, no? Questa sera allora parleremo di montagna. Cerimonia. Avremo ospite con noi il presidente delle guide alpine della Val d'Aosta, in collegamento dalla Val d'Aosta, e andremo a vedere cosa sta succedendo nelle montagne dell'arco alpino, cioè come il cambiamento climatico sta modificando strutturalmente quello che è il bacino della nostra vita, perché la pianura padana è nata dai grandi fiumi che arrivavano dalle montagne, la nostra vita dipende dall'acqua e l'acqua nasce da lì. Ragioneremo con lui, sarà molto interessante. Benissimo, e allora fra 2 settimane la montagna, proprio nel momento in cui la montagna è sotto i riflettori per lo spettacolo, ma bisogna che sia sotto i riflettori anche per capire cosa succede nella montagna. Grazie ad Andrea Ferrazzi, vi lascio come sempre a Marco Goldin che ci racconta uno dei capolavori della mostra a Santa Caterina da Picasso a Van Gogh, e poi la programmazione con il film alle 16:19 London River. Grazie davvero, arrivederci.